Quinta corsa dall'Arcoveggio, 3 anni, doppio chilometro, tutti al via, i 10 concorrenti, lo schieramento 1 FBIB, 2 Fever 3 F3, Phil of Bass, 4 Ferragni DVS, 5 Fabres dei Greppi, 6 Fendi dei Veltri. Seconda linea, 7 Fandi dei Greppi, 8 Frankie Matley, 9 Fermellino, 10 Fiammetta Bar. Corsa che vede Phil Loved Bus in chiusura favorito rispetto a Fendi dei Veltri, Fiammetta Bar, comunque in una corsa abbastanza incerta, partiti con tentativo di Phil Loved Bus di assumere l'iniziativa, lo fa nei confronti di Ferragni DVS che si accoda subito in seconda posizione, mentre in terza c'è Fendi dei Veltri. All'esterno è rimasto Fabres dei Greppi. Avanza all'esterno Fiammetta Bar dalle retrovie. Tanto però continua a guidare tranquillamente Phil Loved Bus nei confronti di Ferragni DVS. Terza posizione per Fendi dei Veltri, all'esterno Fiammetta Bar che si trascina Fabres dei Greppi e quindi Frankie Matley. Queste le prime posizioni dopo i primi 600 metri di gara completati ora dalla testa in 47,2. Phil Loved Bus tranquillamente in testa su Ferragni DVS, Fiammetta Bar che rimane ancora al salchi di Ferragni DVS quando siamo al completamento del mezzo miglio in 1,33 e ora decide di portarsi con maggior decisione su Phil Loved Bus. Percorsie esterne anche Fabres dei Greppi, intanto il chilometro se ne va in 1,18,9 con Phil Loved Bus, Fiammetta Bar alle prese, in seconda posizione rimane Ferragni DVS, poi Fabres dei Greppi all'esterno, alla corda Fendi dei Veltri, ancora FBI B, poi Frankie Matley e via via gli altri. Non cambia nulla tatticamente quando siamo a 650 dalla conclusione con Phil Loved Bus che cerca l'allungo sulla coppia formata da Ferragni DVS e Fiammetta Bar, poco più di 500 al palo con leader sempre Phil Loved Bus. Fiammetta Bar prova nuovamente ad avvicinare Phil Loved a 400 dalla conclusione, però il parziale in 14,9 non permette a Fiammetta Bar di avvicinare ulteriormente Phil Loved Bus che mantiene una lunghezza abbondante di vantaggio, la stessa che ha su Ferragni DVS, mentre cerca di venire via anche Frankie Matley, completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo, entra nettamente al comando Phil Loved Bus, finale con Phil Loved Bus che allunga in scioltezza e viene a vincere su Ferragni DVS che controlla fin sul palo Fiammetta Bar, sbaglia però forse a pochi metri dal palo, o perlomeno ha un'incertezza. Ferragni DVS, bisogna rivedere. Intanto 1,16,8 per chi vince, 29,4 a chiudere. Andiamo a rivedere se possibile il rallenti delle ultime battute. La vittoria è nettissima per Phil Loved Bus e Manuel Pistone, mentre c'è da vedere l'andatura di Ferragni DVS che ha tagliato il traguardo per seconda, ma vedete non proprio di trotto. E quindi Fiammetta Bar e FBIB eventualmente al secondo e al terzo se dovesse essere tolto Ferragni DVS. Ci sarà sicuramente la giuria che guarderà il finale di questa quinta corsa.